Benvenuti ad AgriNews, il TG dell'agricoltura, firma di Veneto Agricoltura in collaborazione con CSQA, Bioagro, Intermizo e ARPAV, l'Agenzia regionale di prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Previsioni di raccolta record per i frutticoltori veneti, in merito in particolare alla raccolta delle ciliegie. Le piante infatti sono state cariche di frutti come da anni non si vedeva, premessa per una produzione abbondante che tutti si augurano possa ripagare delle forti perdite causate dalle gelate dello scorso anno. Ma ciò non deve far abbassare la guardia. La cimice asiatica sta già cominciando a uscire e va combattuta per tempo per evitare la strage dei frutti. Secondo i dati di Veneto Agricoltura, la superficie produttiva dei ciliegeti veneti si è ridotta in questi anni dai 2.784 ettari del 2008 ai 1.968 ettari del 2021. Nel prossimo servizio vi parliamo di insetti utili, in particolare degli antocoridi, insetti predatori della psilla del pero. Vi spieghiamo in particolare come vengono lanciati nei campi. Non ci sono tracce di psilla, c'è qualche adulto che sta deponendo le uova. Speriamo che gli antocoridi che abbiamo rilasciato facciano il suo lavoro. Per combattere la psilla del pero, fastidioso parassita dei frutteti, si ricorre agli insetti utili, in questo caso gli antocoridi, che mangiano le uova della psilla e riducono nettamente l'impiego di antiparassitari. La psilla è una grossa problematica nel settore frutticolo, che negli ultimi anni, con l'introduzione dei trattamenti soprattutto per la cimice asiatica, ha preso sopravvento soprattutto in certe cultivar. In questa azienda facciamo anche attività di sperimentazione per altri progetti e il tecnico che li segue già da qualche anno ha consigliato, visto la forte infestazione di psilla di 3 anni fa, l'utilizzo degli antocoridi. Qui abbiamo lanciato 2000 antocoridi per ettaro e si vedono già i primi risultati. La psilla crea sui frutti una melata appiccicosa che li macchia di scuro, rendendoli invendibili. È già il secondo anno che la nostra azienda rilascia questi insetti all'interno del frutteto. Già dal primo anno abbiamo visto dei buoni risultati. Ovviamente l'azienda deve trovare un compromesso per proteggersi dai danni da cimice e la salvaguardia di questi insetti. Gli antocoridi sono sempre esistiti, ci sono sempre stati. L'uso di insetticidi chiaramente ha ridotto la popolazione, ecco perché per aiutare il frutteto ad uscire da situazioni come in questo caso qua abbastanza gravi vengono lanciati, quindi viene potenziata la presenza con i lanci che vengono effettuati nella tarda primavera. L'agricoltura simbiotica è una pratica di produzione agroalimentare che si avvantaggia della relazione fra i microrganismi che popolano il suolo e i vegetali che vi crescono ed è da qualche tempo garantita da un'apposita certificazione ideata da Sergio Capaldo, fondatore del consorzio La Granda in Piemonte. In pratica si tratta di arricchire il suolo con funghi, batteri amici e minerali zoolitici che favoriscono la vitalità dei microrganismi del terreno e rendono il suolo più fertile e pulito, le piante più resistenti alle malattie e più capaci di assorbire le sostanze. Nel paniere dei prodotti certificati d'agricoltura simbiotica figurano al momento il latte Erbalatte dell'azienda agricola La Corte, la toma del caseificio Ceirano e Villosio, la mozzarella e il primo sale della Coop Tesori Bio, le confetture e le composte di frutta La Sandrina, le insalate dell'azienda agricola Gambaro, le uova dell'azienda agricola Alessandro Varesio e l'hamburger Giotto della Grande azienda agricola Ponso e azienda agricola Prato. Ed ora spazio come sempre alle nostre previsioni del tempo legate all'agricoltura a cura di ARPAV, l'Agenzia regionale di prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Nei primi giorni di giugno sono cadute diverse piogge, per lo più a carattere di rovescio temporale. Gli eventi più importanti si sono verificati soprattutto sulle zone pedemontane e montane. Le temperature, quasi costantemente superiori alla media dell'ultimo mese, hanno favorito lo sviluppo vegetativo delle colture, che ora è in anticipo di qualche giorno rispetto allo scorso anno. Per questo fine settimana il tempo tornerà bello e le temperature saliranno sia per quanto riguarda le massime sia le minime. Prodotti stagionali, prodotti a chilometro zero, con i consigli del ristoratore Alessandro Mazzone. Andiamo oggi ad unire due ricette della tradizione campana e sicola, andando però a valorizzare un prodotto del territorio veneto, il monteveronese DOP. Andremo a preparare una pizza fritta, andiamo a stenderlo con il mattarello più finemente possibile.
Formiamo un cerchio e inseriamo la crema di melanzane che abbiamo precedentemente cotto in forno a 150 gradi per circa 6 ore e andiamo a frullare condendola con un pizzico di basilico, olio, sale e pepe. Chiudiamo la pizza e andiamo a friggere. Andiamo a farcire con gli elementi che poi abbiamo utilizzato per la farcitura. A questo piatto andremo ad abbinare un'altra delle eccellenze enologiche italiane, in particolare siamo nella provincia di Treviso, Chardonnay 100%. Ricordate sempre, i grandi vini, soprattutto nelle bollicine, non devono avere residui zuccherini molto elevati. Grazie mille della vostra attenzione. AgriNews torna come sempre nella prossima puntata.